Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. L'Etna torna in attività con un'altra colonna di fumo e cenere che si è sviluppata dal cratere Voragine diretta verso Catania. Disagi all'aeroporto Fontanarossa, chiuso fino a stasera per i voli in arrivo. Il giorno dopo la visita a Lampedusa di Papa Leone XIV rimane il monito pronunciato durante l'omelia: nessuno è senza responsabilità, ha detto Prevost, che ha puntato il dito contro quelle scelte fatte ma anche contro quelle decisioni non prese sulla questione dei migranti e sulle stragi nel Mediterraneo. A Catania si torna a sparare da un quartiere all'altro, 2 episodi nella notte, ferito un uomo. Domani in città si riunisce la commissione regionale antimafia. 30 colpi di Kalashnikov contro un bar a Palermo preso di mira dalla mafia, il bar Cherie nel quartier Zen. È il terzo attentato in 2 settimane, danneggiate le vetrate. Carcere di Enna, spostati in altri penitenziari gli 8 detenuti ritenuti tra gli organizzatori della rivolta. Il sindacato accusa sovraffollamento e mancanza di personale favoriscono la criminalità. Estate, prima domenica di luglio e temperature sopra i 30 gradi, ma da giovedì si potrebbero superare i 40. Intanto i turisti vanno alla scoperta dei centri storici dell'isola. Come sarà la Terra del 2300? Ad Sidera c'era una volta celeste. È il titolo del viaggio immersivo tra stelle, storie e futuro organizzato a Modica per raccontare il cambiamento climatico e il rapporto tra l'uomo e il pianeta. Pallanuoto femminile, l'Orizzonte Catania fa la storia, batte 13-10 la SIS Roma e conquista il suo 26esimo scudetto. Calcio, Catania, il mercato entra nel vivo, contatti avviati con il Crotone per quei calciatori che il mister Longo conosce bene per averli allenati negli ultimi 2 campionati. Ma apriamo il nostro telegiornale con una notizia dell'ultima ora che è appena arrivata in redazione. Un uomo di 68 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo in via San Polo a Palermo. Pare che sia stato ucciso nel corso di un litigio nato per futili motivi. I vigili del fuoco intervenuti al secondo piano del palazzo hanno rilevato anche la presenza di una fuga di gas. Sul posto i carabinieri pare che ci sia un uomo barricato in casa, forse l'aggressore. I pompieri stanno facendo evacuare il palazzo in attesa di verificare cosa stia succedendo. Aggiornamenti nelle prossime edizioni. E come dicevamo dai titoli invece, nuova eruzione dell'Etna, prodotta una alta colonna di cenere dal cratere Voragine diretta verso Catania, l'aeroporto costretto a fermare i voli in arrivo fino a stasera. Luca Ciliberti. Direttore, ci siamo svegliati con un bel pennacchio stamattina. Sì, proprio alle 8 del mattino circa si è iniziata questa attività dai crateri centrali, in particolare dal versante orientale della Voragine, ed è un'attività che è tuttora in corso. L'Etna torna a farsi vedere. Dalle prime ore della mattinata una colonna di cenere di circa 1,5 km è fuoriuscita dal cratere Voragine nella parte sommitale del vulcano. Le intense emissioni dalla bocca posta sul fianco alto orientale sono cominciate alle 6 del mattino e si sono intensificate un'ora dopo. Noi in realtà stiamo registrando praticamente da metà giugno un aumento del tremore. Il 26 c'era stato l'inizio dell'attività eruttiva con la colata su, che comunque in questi si è ridotta per dare inizio a questa nuova attività. Quello che succederà non è facile dirlo, nel senso che potrebbe evolvere in una fontana, però attualmente la situazione è abbastanza stabilizzata, sembra abbastanza stabilizzata. E proprio a causa delle ceneri in atmosfera che secondo le previsioni si disperderanno in queste ore verso sud, l'INGV ha innalzato il livello di allerta per l'aviazione da arancione a rosso. La SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, che sta seguendo l'evoluzione del fenomeno, ha disposto la chiusura fino alle 19 dello spazio aereo B2, quello in esatta corrispondenza con lo spostamento della nube di cenere, e ha disposto l'interruzione dei voli in arrivo, regolare invece la partenza di tutti gli aerei presenti nello scalo. Il suggerimento per tutti i passeggeri in partenza e in arrivo è quello di verificare con le proprie compagnie aeree lo stato del proprio volo. Il giorno dopo la visita a Lampedusa di Papa Leone XIV rimane l'effetto delle parole pronunciate dal pontefice durante l'omelia. Il dito puntato sulla questione migranti e sui morti nel Mediterraneo: nessuno è senza responsabilità, ha detto Prevost, che ha sottolineato come tutto sia figlio di scelte fatte ma anche di decisioni non prese. Adelaide Barbagallo.
L'Europa è chiamata a una responsabilità epocale. Il monito arriva da Lampedusa da Papa Leone, la sua visita nell'isola il giorno in cui l'America festeggia l'Independence Day ed esalta l'orgoglio e la potenza. Il Papa invece volge il suo sguardo a chi è costretto a fuggire da guerra e miseria, stringe la mano ai migranti, accarezza e benedice i loro bimbi, incontra un piccolo che nella traversata ha perso la mamma. Nella letterina gli racconta del suo pianto inconsolabile cessato quando gli è stato regalato un pallone. Il pontefice punta il dito su un sistema economico mondiale che genera povertà ed esclusione, sulla paura che alimenta pregiudizi e disprezzo, su chi lucra sul dramma altrui. Una preghiera al cimitero, l'attraversamento della Porta d'Europa che conduce idealmente dall'Africa al vecchio continente, l'intitolazione del Molo Favarolo a Papa Francesco, infine la messa al campo sportivo, accolto da 4.000 fedeli. I morti nel Mediterraneo ci riguardano, ammonisce il Papa. I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese, sia di decisioni mancate. Siamo qui perché il mondo di oggi e di domani sia più umano, più giusto e fraterno per tutti, ha detto Papa Leone. Infine ha salutato i lampedusani con il tipico e caloroso saluto locale. Osha. Osha. Adesso la pagina della cronaca, ancora spari nella notte a Catania, 2 episodi a breve distanza l'uno dall'altro e domani arriva la Commissione regionale antimafia. Lorena Dolci. Non tacciano lungo le armi, si spara da un quartiere all'altro di Catania. Altre 2 sparatorie in un caldo sabato estivo. L'episodio più grave la notte scorsa in via Stella Polare, zona San Cristoforo. Poco dopo le 21 un uomo di 33 anni è stato raggiunto da un colpo di pistola a un gluteo. È stato soccorso e trasportato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Più o meno nelle stesse ore altri colpi di pistola, questa volta in via Ammiraglio Caracciolo. Indaga la polizia che sta cercando di capire se le 2 sparatorie siano collegato, si tratta di episodi maturati in contesti diversi. Si allunga così la lista dei fatti di cronaca che spesso vedono contrapposti fazioni dello stesso clan, faide, regolamenti di conti, giovani emergenti, una polveriera pronta a esplodere con l'uso dilagante delle armi anche da guerra. 2 sparatori a fine giugno nella stessa notte con un giovane di 25 anni gambizzato. Di qualche giorno fa il fermo di 5 persone per le scene da Far West avvenute l'11 giugno in piazza Beppe Montana nel quartiere San Giovanni Galermo con il ferimento di 3 minorenni. Mentre si cerca di capire le dinamiche interne al clan, le forze di polizia rafforzano la presenza sul territorio con blitz e controlli, l'ultimo a San Cristoforo. E domani a Catania arriva la Commissione regionale antimafia, segnale della preoccupazione suscitata dall'escalation delle ultime settimane. A Palermo 30 colpi di Kalashnikov contro il bar Cherie nel quartiere Zen. È il terzo attentato in 2 settimane contro il locale, oggetto nei giorni scorsi di altra intimidazione da parte della mafia. Danneggiate le vetrate. Marco Gullà. La mafia torna a sparare, lo fa con 30 colpi di Kalashnikov contro il bar Cherie di via Ignazio Mormino allo Zen. La raffica ha mandato in frantumi la vetrata laterale dell'esercizio commerciale, un'ulteriore conferma che il locale è finito nel mirino del racket. È il terzo episodio in appena 2 settimane. Il 17 giugno davanti al bar erano stati piazzati un petardo, alcune bottiglie contenenti benzina e un foglietto con una richiesta di 5.000 euro. Appena una settimana dopo, il 24 giugno, era arrivata una nuova intimidazione. Alcuni giovani avevano dato fuoco ai condizionatori esterni del bar. In quel caso i danni erano rimasti limitati alla parte esterna. Adesso un nuovo episodio con l'uso del Kalashnikov. Sul posto sono immediatamente intervenute le volanti della polizia insieme al personale della scientifica per i rilievi. Gli agenti hanno transennato l'area per repertare la ventina di bossoli e analizzare la traiettoria dei colpi. Le indagini sono in corso per cercare di dare un volto e un nome ai responsabili, anche grazie all'ausilio degli occhi elettronici, un segnale pesante che richiama la lunga scia di raid e minacce registrata negli ultimi mesi tra la città e la costa occidentale, da Sferracavallo a Capaci. Il bar Cherie era già comparso in passato nelle conversazioni di Cosa Nostra, con le buone e con le cattive, diceva Domenico Ciaramitaro, mafioso della Marinella, parlando con Francesco Stagno. E vi do un aggiornamento in merito alla notizia di apertura sull'uomo che è stato ucciso a Palermo a coltellate in via San Polo, perché ci sarebbe una persona
non si sa se è il killer o estranea al delitto, che si è barricata dentro l'abitazione aprendo il gas metano e minacciando di far esplodere l'intero palazzo. Le forze dell'ordine hanno sentito la puzza di gas e adesso stanno tentando, vedete le immagini, stanno tentando una mediazione con l'uomo che è barricato dentro, una mediazione chiaramente per evitare il peggio. Questa è la situazione, le notizie arrivano ancora frammentarie, il fatto è praticamente in corso, vi daremo ulteriori aggiornamenti più tardi. Cambiamo argomento e andiamo invece a Enna, dove il carcere è stato messo a ferro e fuoco, un guasto alla centralina telefonica ha fatto esplodere la rivolta dei detenuti. I sindacati denunciano ancora una volta sovraffollamento e mancanza di personale favorisce la mafia. Emanuele Corsi. La tensione era palpabile da mesi, alimentata dai tanti sequestri di cellulari e droga che venivano introdotti all'interno dell'istituto. L'ultimo ieri mattina. È bastato poi il blocco temporaneo dei contatti con i familiari per una centralina fuori uso colpita da un fulmine a scatenare la violenta rivolta. È drammatico il bilancio della sommossa avvenuta ieri nella casa circondariale Luigi Bodenza di Enna. Padiglioni devastati, materassi dati alle fiamme e danni strutturali stimati in 200.000 euro. L'ordine è stato ripristinato solo in serata, dopo ore di altissima tensione, grazie all'intervento della polizia penitenziaria, supportata all'esterno da polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili del fuoco, impegnati a domare i roghi. Diversi agenti e detenuti sono rimasti lievemente intossicati dal fumo. 8 persone, i promotori della rivolta, sono stati arrestati e trasferiti. Per Aldo Di Giacomo, segretario del sindacato della polizia penitenziaria, è la prova che lo Stato ha perso il controllo degli istituti penitenziari. Dietro il pretesto del guasto telefonico si nasconde infatti una crisi strutturale esplosiva. Sovraffollamento da un lato, carenza di personale dall'altro. Una situazione che diventa terreno fertile anche per la mafia, che può agire indisturbata dentro le carceri al collasso. Un carcere permeabile consente alla criminalità di poter interloquire interno e esterno, e quindi il lavoro dei magistrati e delle altre forze di polizia, compresa la polizia penitenziaria, viene vanificata da questa situazione delle carceri. A Messina intanto un detenuto del carcere di Gazzi avrebbe colpito un agente con un pugno e avrebbe tentato di strangolarlo. E il Tribunale di Marsala si è visto costretto a sospendere l'app del Ministero e riproporre il deposito cartaceo degli atti perché il sistema del Ministero non funziona. L'app, infatti, che doveva velocizzare la giustizia penale, ha al contrario presentato più di un problema di funzionamento. Oltre al fatto che molti computer sono ormai obsoleti, il presidente del Tribunale di Marsala, Malato, ha dunque autorizzato il ritorno al cosiddetto doppio binario fino alla fine dell'anno. Momenti di tensione questa mattina alla Guardia Medica di Caltanissetta, dove un medico ha dato in escandescenza arrivando a chiudere una paziente in una stanza. Rita Cinardi. Urla, momenti di forte tensione e l'intervento di polizia, carabinieri e personale del 118. Mattinata movimentata alla Guardia Medica di Via Malta a Caltanissetta, dove un medico, al termine del turno notturno, è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia dopo un episodio che ha richiesto anche l'intervento delle forze dell'ordine. Secondo una prima ricostruzione, il professionista avrebbe improvvisamente dato in escandescenza. Una paziente che si era presentata in guardia medica accusando un malore sarebbe stata rinchiusa dal medico in uno dei locali della struttura. A notare quanto stava accadendo è stata la collega arrivata per il cambio turno, che ha immediatamente chiamato il 112. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia di Stato, i carabinieri e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il medico al Sant'Elia. Anche in ospedale il professionista avrebbe continuato a manifestare un forte stato di agitazione. Dopo essere stato visitato dallo psichiatra di turno, ha deciso di ricoverarsi volontariamente nel reparto di psichiatria. Le indagini dovranno ora chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. Il medico aveva appena terminato un turno di 12 ore. Se vi sia un collegamento con quanto accaduto, saranno gli accertamenti a stabilirlo. Di certo resta il tema del carico di lavoro che quotidianamente grava sui camici bianchi impegnati nella continuità assistenziale.
E sempre stamattina alla riserva dello Zingaro nel Trapanese una turista spagnola è rimasta bloccata durante un'escursione avendo bisogno di cure mediche urgenti. La donna di 57 anni è stata raggiunta e soccorsa da un elicottero del centro SAR dell'aeronautica militare. Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo per parlare del caldo di questa domenica d'estate, ma anche del futuro della Terra. Come sarà la Terra nel 2300? Vedremo di capirlo. Prima domenica di luglio e temperature sopra i 30 gradi, ma da giovedì si potrebbero superare anche i 40. Intanto i turisti resistono e vanno alla scoperta dei centri storici dell'isola. Oggi vi portiamo a Ortigia. Francesco Aloi. Fa caldissimo, sì, tanto caldo. Però è rinfrescante qui vicino alla fontana, girando si trova un po' di refrigerio. Il gorgoglio della fontana a Ortigia allevia il caldo. I turisti si avvicinano e scattano qualche foto. A Siracusa i turisti amano farsi una foto con l'acqua dietro. Nel centro storico di Siracusa si va a caccia di storia e cultura. Adesso abbiamo visitato qui la fontana di Diana, andiamo a vedere il Duomo e poi anche un po' di mare, sì, anche. Arrivato da Canada a Toronto e qua sta caldo morire, troppo caldo. E c'è chi ne approfitta per andare in spiaggia. Questa è Cala Rossa, a 2 passi dal Duomo. Veramente bellissimo, poi dopo la sessione, gli esami, l'università, la scuola, qualsiasi cosa sia, è veramente rigenerante. Spiagge piene comunque in tutta la regione, da Catania a Palermo. E da metà settimana in Sicilia arriverà il gran caldo. Parola dell'esperto. Raggiungeremo così valori nelle zone di pianura dell'interno fino a 40 gradi, mentre sulla costa andrà meglio, anche se anche qui le temperature sono destinate ad aumentare. Il mare quindi sarà necessario. Quello cristallino di Lampedusa lo si potrà raggiungere con questo nuovo traghetto, il Costanza Prima di Sicilia, provato proprio nel giorno della visita di Papa Leone. Un investimento sociale, lo definisce il sindaco Mannino, la prima nave made in Sicily costruita in tempi record. Prima di Ferragosto dovrebbe esserci la prima corsa, aperta a tutti. Come sarà la Terra nel 2300? Ad Sidera c'era una volta celeste, è il titolo del viaggio immersivo tra le stelle, la storia e il futuro, organizzato a Modica attraverso visori in realtà virtuale, il cielo come filo conduttore per raccontare il cambiamento climatico e il rapporto tra l'uomo e il pianeta, un percorso tra arte, cinema, scienza e cultura. Veronica Barbarino. Come sarà la Terra nel 2300? Quali scenari erediteranno le generazioni future? Sono le domande che guidano Ad Sidera c'era una volta celeste, l'esperienza immersiva in realtà virtuale a 360 gradi ospitata a Modica per tutta l'estate. Scritta e diretta dalla regista e astrofotografa Alessia Scarso, l'opera invita il pubblico ad alzare lo sguardo verso il cielo per riflettere sul destino del pianeta. Attraverso visori VR, gli spettatori vivranno un viaggio nella storia, dalle prime civiltà che interpretavano il cielo osservando le stelle, fino a una realistica proiezione dell'anno 2300. Grazie infatti alla collaborazione con il progetto Cassandra, una piattaforma tecnologica con intelligenza artificiale che elabora dati ambientali, è stato possibile prevedere 2 scenari. Abbiamo 2 ipotesi. Il primo è che nel 2300 avremo una desertificazione della Sicilia. Dall'altra parte, se invece prendiamo consapevolezza, come potremmo costruire gli edifici e come potrebbe essere la vita sociale, architettonica, ambientale di una città nel 2300. Premiata come migliore esperienza immersiva al CERN di Ginevra e come miglior video a 360 gradi ai Cannes Film Awards, Ad Sidera vuole non solo far riflettere sul mondo che stiamo costruendo, ma anche lanciare un messaggio nel tempo. Abbiamo pensato contestualmente di trasformare il libro degli ospiti che si ha all'interno di un'esperienza, solitamente, in un libro per i nostri posteri. Conserveremo sigillati in pietra per essere aperti solamente nel 2300. E voi, cosa direste agli abitanti del futuro?
Adesso c'è la pubblicità, poi parleremo di sport, di pallanuoto con l'Orizzonte per la 26esima volta campione d'Italia, ma anche di calcio con Catania e Palermo. Apriamo la pagina sportiva, pallanuoto femminile, ennesima impresa per l'Orizzonte Catania che batte 13-10 la SIS Roma e conquista il 26esimo scudetto della sua storia. Tonino De Mana. È un Orizzonte no limits, capace di mettere in bacheca 26 scudetti, gli ultimi 7 consecutivi. Il cielo di Ostia è rosso-azzurro, con le catanesi che battono la SIS Roma nella finalissima scudetto al termine di una sfida intensa ed avvincente. Non inganni il definitivo 13-10, visto che la gara è stata un concentrato di spettacolo ed emozioni. Grande equilibrio nel primo tempo, chiuso in parità 2-2, poi l'allungo di Roma 3-1 il secondo parziale e la controffensiva delle Etne che piazzano un perentorio 7-2 che ribalta la storia. Nell'ultimo parziale c'è solo da respingere il tentativo di ritorno delle giallorosse prima di mettere le mani sull'ennesimo trofeo. Ed eccola la Coppa che vale il 26esimo titolo nazionale. In queste immagini l'arrivo all'aeroporto Fontanarossa di Catania. Poche ore di sonno, tanta stanchezza e altrettanta soddisfazione per l'allenatrice Martina Miceli. Alla lunga è venuta fuori la nostra miglior qualità e la nostra miglior preparazione, quello sicuramente. Una dedica. Giuseppe, Giorgio, che è come se stessero qua con noi. Mi piace dedicarla a ogni ragazza perché veramente se la sono sudata, e a ogni persona che sta dietro le quinte nel nostro staff. Vorrei dedicarla alla città di Catania. Gli fa eco il presidente Tania Di Mario. Vorrei fare un grandissimo ringraziamento soprattutto alle ragazze perché è stata una finale difficilissima, forse nella mia top 3 delle finali difficili. Devo dire che oggi sono un presidente orgoglioso. Scudetto e Coppa Italia in bacheca per una leggenda chiamata Orizzonte. Adesso il calcio, tante trattative in corso per il Catania che dopo aver cambiato i vertici tecnici punta a rinnovare l'organico in tutti i reparti. Sergio Colosi. Il mercato del Catania entra nel vivo e servirà un'accelerazione in vista della doppia fase del ritiro, la prima al Massimino, la seconda a Norcia, per consegnare a Longo nei tempi previsti la base tecnica su cui lavorare. Compito non semplice per Varrà, in considerazione dell'organico da rinnovare sotto l'aspetto numerico, contrattuale e qualitativo, con un abbassamento dell'età media. Di obiettivi ce ne sono già tanti. Contatti avviati con il Crotone per quei calciatori che Longo conosce bene per averli allenati negli ultimi 2 campionati. Per la mediana interessano Vinicius e Gallo, per l'attacco Musso 9 gol quest'anno e Zunno, per la difesa Di Pasquale. Oltre a Capomaggio e Scognamillo che difficilmente lasceranno Salerno e Benevento, varrà un dialogo aperto con l'attaccante Ferdinando De Sole con cui ha lavorato a Potenza. Per Gori invece rischia di aprirsi un'asta a 3, Catania, Padova e Pescara. Parecchi estimatori per Andrea Rizzopinna, il cui cartellino è valutato dal Cosenza €500.000, trattabili comunque. Sul fronte dei rinnovi Allegretto sembra pronto, Concelli l'accordo ancora non c'è. Il Palermo intanto ufficializza Cassandro a breve, fumata bianca anche per Hernani, occhi puntati su Compagnon del Venezia. Marco Gullà. Dopo Estevez, da ieri ufficiale anche Tommaso Cassandro, difensore acquistato dal Como e nelle ultime stagioni in prestito al Catanzaro. Il Palermo accelera sul mercato anche perché da venerdì inizierà il ritiro in Trentino Alto Adige. A breve sarà ufficiale anche il centrocampista Hernani in arrivo dal Monza. L'attenzione del direttore sportivo rosanero Carlo Osti adesso si focalizza sulla linea mediana, dove il nome in cima alla lista dei desideri resta stabilmente quello di Simone Trimboli del Mantova, ma c'è anche la Cremonese. Come esterno offensivo sta prendendo quota con grande convinzione il profilo di Mattia Compagnon del Venezia, considerato un innesto ideale. Sul taccuino di Osti restano stabili e vive le candidature di Pontus Alquist dal Parma, di Rui Modesto e dei 2 gioielli del Mantova Davide Bragantini e Tommaso Marras. Per quanto riguarda il fronte che conduce al giovane talento Emanuele Rao, i contatti con il Napoli rimangono aperti e la pista è da considerarsi assolutamente viva. L'operazione richiede
richiede però una necessaria fase di attesa. Prima le valutazioni di Max Allegri. Sul fronte delle uscite non si registrano invece novità rilevanti. Si attendono offerte per giocatori come Gomez, Blen e Brunori che non rientrano nel progetto tecnico del club. E prima di chiudere vi do un aggiornamento in merito alla notizia che vi abbiamo dato in apertura sull'omicidio di un 68enne a Palermo, in via San Polo. Queste sono le immagini, ucciso a coltellato in un palazzo in questa via. I vigili del fuoco stanno facendo evacuare lo stabile, all'interno c'è un uomo che si è barricato in casa, ha aperto il gas e minaccia di farsi saltare in aria. Non si sa se è l'omicida o una persona estranea. Comunque è stata chiusa la via San Polo e i pompieri stanno facendo evacuare il palazzo. Sul posto ci sono anche i carabinieri. Di questo parleremo anche nelle prossime edizioni del TG. Questa si conclude qui. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.